Pausa cicca. A Portogruaro non si può più. Piazza Marconi è la prima in Veneto con il divieto di fumo. Lo ha deciso il sindaco Bertoncello su richiesta del preside dell'Istituto Marco Belli. È stato applicato il decreto legge 104 in cui il divieto di fumo all'interno delle scuole è esteso all'aperto nei pressi degli istituti. Le sigarette saranno fuori legge dalle 11 alle 11:15, l'ora della ricreazione, ma il primo cittadino ha intenzione di estendere il divieto anche in altre zone della città. E fa parte della città, di un progetto di città educativa. Certo va selezionato le aree dove sono più frequentate dai bambini, cioè ci sono delle situazioni, magari c'è un parco ma non in tutto il parco. Per chi sgarra, multe che vanno da 25 a 500 euro. In zona, ricorda il primo cittadino, ci sono molte telecamere. E i ragazzi come la prenderanno? Magari quella pausa sigaretta? Adesso vediamo come la prenderanno. Io spero che la prendano bene, perché non credo che sia un problema particolare, non mi pare. Insomma, per quanto riguarda l'area pubblica, noi facciamo un divieto di un quarto d'ora, poi il resto sarà il preside e il direttore che si occuperà. Noi speriamo che la prendano bene, insomma, lo facciamo per loro bene, poi loro la prenderanno come vogliono, insomma.